Ciao a tutti, io sono Alessandro Azioni e voi siete su Sardinian Warrior. Questo è un video di presentazione su una nuova playlist che ho creato sulle HEMA, Historical European Martial Arts, o in generale scherma storica. Questa playlist è dedicata essenzialmente a chi sta approcciandosi alle HEMA o a chi sta cercando di iniziare a fare HEMA. I video tratteranno di tutta una serie di tematiche, da cosa cercare, a dove cercarlo, a cosa trovare, come districarsi tra i diversi stili, le diverse divisioni, le differenze all'interno della HEMA, e poi ci sarà tutta una serie di video su attrezzature, cosa io ritengo sia necessario, cosa potete iniziare a cercare, ma in generale questi video sono dedicati anche per chi purtroppo non avrà occasione di trovare un club vicino a casa e vorrebbe almeno iniziare a provare a praticare. È la cosa probabilmente più difficile da fare. Sinceramente vi consiglio di trovare qualsiasi tipo di club abbiate nelle vicinanze, però in mancanza di altro è sempre meglio iniziare da soli piuttosto che non iniziare mai. Perché ho iniziato questa serie di video? Stavo approcciando un discorso relativo alla ricostruzione del combattimento nuragico e molti mi chiedevano cosa fossero le HEMA, cosa fosse la scherma storica, altri mi chiedevano magari che tipo di equipaggiamento avevano bisogno per iniziare a provare, e quindi questa serie di video sono una risposta essenzialmente a queste persone. Facendo questa ricerca per il materiale necessario per fare questi video sulla rievocazione della scherma nuragica, mi sono accorto che su YouTube non esisteva niente riguardante la scherma storica per poter rigirare il video magari a queste persone. Allora mi sono detto, perché non iniziare una serie di video? È veramente strano che in Italia ancora nessuno abbia iniziato a fare dei video riguardo a questa tematica. Da una parte lo capisco, perché in generale in Italia abbiamo un po', come dire, la riservatezza riguardo questo argomento, di non volere magari iniziare per tutta una serie di motivi. Se cercate su Google troverete migliaia di pagine che parlano di club di scherma storica, di HEMA, di insomma come approcciarla, cosa comprare eccetera, ma neanche un video. Oltretutto in Italia abbiamo una serie di youtuber che si esprimono in inglese in maniera tra l'altro abbastanza buona, e queste persone trattano già di argomenti come la scherma, ad esempio l'approccio allo stile schermistico di Fiore dei Liberi, oppure a tematiche storiche, archeologiche e anche di come dire, combattimento eccetera eccetera. Però ovviamente la lingua è sempre l'inglese, pur essendo youtuber italiani si esprimono in inglese per accedere a un pubblico più vasto, cosa che sto pensando di fare anch'io, almeno per le tematiche riguardanti il periodo nuragico, essendo comunque necessario un bacino di utenza più ampio, che è effettivamente il mio desiderio, far conoscere alle persone la realtà della rievocazione, della scherma nuragica e dell'archeologia nuragica in generale. In questa serie di video verranno presentate le tematiche della scherma storica. Ovviamente potete farmi delle domande, potete richiedere altri video a seconda del vostro interesse, e io vi saluto e vi auguro una buona visione e a presto. Arrivederci, ciao!